Allora, rieccoci qua. Do un paio di minuti a testa per fare la chiusura, però quell'aspetto in più al Presidente Rossi, se poi naturalmente i sindaci sindaci e amministratori locali vogliono aderire, perché il discorso delle tasse so che coinvolge anche molti iscritti, per cui è doverosa una piccola parentesi di A che parte cosa le state battute, facendo, eccetera. A parte le battute, no, è una cosa seria, è un po' come il discorso della sicurezza, il non volevo problema, sottovalutarlo perché so che siamo anche no. noi come organi di informazione tenuti a sottolineare certe drammaticità, Allora, chiamiamole così. è diventata una drammaticità perché la pressione fiscale è veramente diventata molto pesante. Lo Stato diminuisce i trasferimenti agli enti locali, gli enti locali sono costretti a fare addizionali, aumentare, ma è un serpente che si morde la coda. Il risultato finale è difficile andare avanti. In una situazione poi di crisi economica e contrazione dei consumi, questo tocca in maniera forte il mondo del commercio, perché quando tu hai una situazione di consumi normali o che in trend Riesci a positivo, sostenere. bene, tutto rientra in un alveo abbastanza tranquillo, ma quando tu hai una situazione del genere dove non hai entrate, parlavamo prima si parla dei saldi, del problema, come dire, sconti, non sconti. Bene, ormai la quantità di merce venduta sotto azione di promozione è diventata la maggioranza. Allora, questo cosa vuol dire? Questo Vuol non vi dire va che, bene, questo non vi va ma non va bene. bene, ma non è che non ci va bene, il problema è che se tu vendi la merce a prezzo di costo o con una marginalità irrisoria, devi pagare l'affitto. E sappiamo tutti cosa vuol dire un affitto nei centri storici poi. Devi pagare il personale, purtroppo il costo del lavoro dipendente è il più alto in Europa, costo azienda chiaramente, poi per i dipendenti è il più basso in assoluto in Europa. Abbiamo una distonia importante. Fantastica. Stipendi bassi ma costo altissimo. Hai tutta una serie di tasse correlate, chiaramente non, in un momento di difficoltà economica la pressione fiscale la senti di più, cioè questo è il vero nodo. Quindi non è un allarme, è proprio un Io le malessere chiedo, perché lei reale, rappresenta una che non categoria. consente sviluppo, Esatto. chiaramente, investimenti. State cercando di fare qualche cosa? Ma noi stiamo cercando di fare qualcosa, sì, poi c'è un altro problema, l'IMU, l'IMU sui beni Volevo dire quello. strumentali. Allora tu paghi l'IMU sul laboratorio artigiano, paghi l'IMU sul capannone, sull'ufficio, sul negozio, cioè paghi per poter lavorare, questa è la realtà. Insomma, anche lì bisognerebbe rivedere quantomeno certe forme di tassazione. Ripeto, il problema non è a livello di pubblica amministrazione del territorio, il problema è centrale, è una riorganizzazione della tassazione complessiva, perché è la somma Che che credi? crea il disagio. Se alla somma, a questa tassazione aggiungiamo le scarsissime entrate del periodo, è chiaro che chiudono. Noi abbiamo nel Infatti volevo 2014 chiederti. 780 chiusure. E il problema è che Quindi vuol chiudono. dire 2 al giorno. Ma c'è un altro effetto, perché poi se fai l'analisi qualitativa tu vedi che chiudono, come dire, le aziende che hanno storicità. Questo è un altro problema, sostituite da aziende nuove, molto spesso persone che in qualche modo hanno inventato un'attività perché magari espulse, cioè Dal mercato del lavoro dal poi. mondo del lavoro, hanno investito quel poco che avevano risparmiato, un po' di liquidazione, aprono l'attività, abbiamo una mortalità a 3 anni che è paurosa, almeno il Questo è spaventoso. 50%, c'è un disastro per chi apre, ma un disastro per tutta la catena, la filiera, perché chi chiude male, quindi lascia purtroppo nei fornitori e Speriamo, quindi in altre aziende dei debiti. speriamo che questi progetti possano aiutare un E pochettino in questo questo sì, ecco, senso. questo Questo è aiuta. importante. Io passo, prima di andare proprio in chiusura, lo farete voi due. Lei, signor Sindaco, perché siete coinvolti come amministrazione col discorso della tassazione, per cui ci siete dentro fino al collo, però siete anche in sofferenza. E le chiedo anche, siccome aderire a questi progetti implica che voi dobbiate stanziare, penso, in bilancio un quantum, no, per farlo Sì. perché tot vi viene dato, tot dovete aggiungere. Da dove tirate fuori queste risorse? E infatti non è stata un'impresa facile e a quel punto bisogna darsi delle priorità.
Gli interventi previsti Dove dal bando siete? Italia, per esempio? Dove erano strutturali, quindi è chiaro che se si investe su questo ramo bisognerà fare a meno di qualcos'altro. Il progetto in sé ha anche un altro aspetto premiale, secondo me, che è quello della compartecipazione sia dell'ente pubblico che però del soggetto privato. Quindi questo crea sinergia, cioè o tutti guardano avanti all'obiettivo oppure il progetto non va avanti. Sul discorso della tassazione, gli enti locali, almeno parlo per me, ma insomma penso di aver raccolto le istanze anche di altri colleghi, chiedono certezza. I cambi di questi ultimi anni provocano instabilità, nel senso che pensate che l'anno scorso un ente locale può fare l'ultimo assestamento di bilancio entro ottobre, novembre, fine novembre addirittura, e a fine novembre c'era ancora la possibilità di approvare il bilancio di previsione. Mamma mia. Cioè se uno arriva a fine novembre a fare il bilancio di previsione vuol dire che ha vissuto con l'acqua alla gola senza programmare nulla. E questo quindi riverbera poi su tutto, riverbera sul livello di tassazione, perché poi uno tende ad essere sempre confidente sul fatto che almeno ci siano le entrate che aveva precedentemente. Se tu stabilizzi, cioè quando avevi l'ICI sapevi quanto ti entrava, l'anno dopo potevi decidere che serviva uno sgravio per una certa categoria, ma l'avevi pianificato, veniva da, come dire, una costanza di reddito, non so come dire. Adesso, se ogni anno tu cambi le regole, l'anno dopo, nel ripartire, il ragioniere capo del tuo ente dice no, calmi tutti, io voglio che l'entrata sia equiparata a quello che avevo l'anno prima. Quindi non fai politiche, cioè decidi in maniera ragioneristica, non è una colpa la loro fanno il loro lavoro. L'anno dopo, se ti lasciano le stesse regole, puoi iniziare a mettere in atto alcune politiche, altrimenti sempre solo copertura di bilancio non so se... Ecco, volevo capire, ma adesso lo chiedo anche a voi, quanto conta un territorio che sia ricco, che si muova, che ci sia un certo benessere anche per voi per muovervi di conseguenza, quanto invece sia in sofferenza? Cioè ne tenete conto della sofferenza degli cioè dei commercianti per andare giù pesanti o meno con la tassazione, o di chi risiede che ha perso lavoro per gravarli sugli immobili, perché poi quello e su tutte le altre tassette che ci sono? È in parte collegato a quello che dicevo prima. Ne teniamo molto conto, però poi bisogna fare i conti, mi scuso il gioco di parole ma è collegato, con le risultanze di bilancio. Certo. E quindi è chiaro che se è un momento economico in cui c'è un minimo di ripresa, uno ha un po' il cuore leggero, perché altrimenti l'altra leva è tagliare i servizi. Cioè quando ti tagliano i trasferimenti, o tu aumenti la tassazione o tagli i servizi, o è un combinato disposto, cioè non è che se ne esce tanto, era la torta quella è... spiegare questo, per cosa ne pensa lei? Certo, perché per esempio ad Este siamo sensibili al discorso delle attività produttive che sono in sofferenza. Con l'IMU abbiamo messo la tassazione più bassa, che ricordiamo non va al comune ma va totalmente allo governo centrale. Con la Tasi non abbiamo fatto pagare la Tasi alle attività produttive, però abbiamo dovuto aumentare la quota per le prime case, l'abbiamo messa di più nelle prime case, perché i conti quelli sono, c'è niente da fare. E quindi ben venga se c'è da fare poi una tassazione unica, magari contenuta e bassa. Io sono d'accordo col sindaco di Noventa Padovana, quando c'era l'ICI, quella era, ormai era stabilizzata, certezza della pena, certezza della giustizia, certezza della tassazione. Si riusciva a fare due conti, adesso poi era e l'IMU, l'ISO, e la TASI, e la TARI, e la IUC, e ogni volta cambiano e che aumenta, mi sembra sempre che aumenti di più. Quindi diciamo che tutti questi cambiamenti non sono stati certo favorevoli anche per il tessuto commerciale e il tessuto produttivo, che non ha più la certezza di quanto deve pagare, perché ogni anno cambia. Quindi, A lei la rogna invece con la domanda della tassa di soggiorno, che è una cosa quindi di giustificare anche questo aspetto. Sì, no, io dico che noi come comune, insomma, siamo il front office dello Stato e questo vuol dire avere soltanto problemi, raccogliere una miriade di problematiche, soprattutto tutta la gente che ha difficoltà ce l'abbiamo, non dico tutti i giorni, ma lunedì e giovedì abbiamo la processione e siamo veramente preoccupati perché non vediamo oltre, cioè oltre non vediamo aziende che sono in difficoltà e questo ci dà un po' da pensare.
La tassa di soggiorno. La tassa di soggiorno, noi abbiamo fatto un'operazione, abbiamo tolto quella parte di percentuale dell'IMU che veniva al comune e abbiamo messo la tassa di soggiorno. Questa è un'operazione insomma condivisa con l'associazione albergatori e ci ha dato insomma un po' di, diciamo, un po' di ossigeno. Se non avevamo la tassa di soggiorno io non potrei, cioè potrei anche fare meno fare l'assessore perché con il taglio dei trasferimenti e tutto quanto posso anche starmene a casa. Sì. Ecco, credo che il governo centrale ci deve pensare su questa cosa. Cioè noi abbiamo aziende, noi abbiamo imprenditori che vogliono fare, ma sono soffocati dalla tassazione, stanno pagando troppo. Le aziende pagano troppe tasse e ogni volta, come dicevamo prima, qui all'entrata c'è sempre un aumento e quindi non ce la fanno ad affrontare. Anche aziende grosse, strutturate, quando si dicono che versano 700.000 euro su 1,2 milioni di utile, stiamo parlando di una cifra veramente importante. E parliamo di questi. I piccolini sono destinati a morire. Infatti, quasi ci sia una volontà scientifica in questo senso. Scusa, l'ultima cosa, allacciandomi appunto al bando sui distretti. Al bando sui distretti noi la nostra parte come amministrazione comunale la vogliamo fare, l'abbiamo già deliberata, quindi sull'IMU, quindi sulla imposta di pubblicità e sulla COSAP, lì ci ragioniamo. Ah, perfetto, quindi avete già predisposto questo, questo è importante per chi aderisce a questo. Allora, adesso voi due per la battuta di chiusura su questo progetto dei distretti, distretti? Il progetto dei distretti vuol dire innanzitutto organizzazione, riprendendo anche un po' alla fine le fila rispetto a tutto quello che si è detto, perché attraverso l'organizzazione noi possiamo competere, i piccoli possono competere. Comunque la vedete bene? Questa con i distretti la vediamo bene e attraverso appunto organizzazione, formazione, attraverso un percorso che ci sganci comunque dagli investimenti pubblici. Ecco che è una cosa fondamentale. No, mi è capitato di vedere, a proposito di modelli all'estero, mi è capitato di vedere la nascita a Charleroi del Sandreville. L'ho vista dopo 5-6 anni nel suo massimo splendore, sono tornato 2 anni fa, il centro era completamente allo sfacelo. Questo perché? Perché per 10 anni li hanno sostenuti, 15 anni, quello che è, con strumenti pubblici. Nel momento in cui c'è stata la crisi anche loro hanno tagliato. Quindi bisogna che si autoalimenti la cosa. Dobbiamo attivare un percorso per cui si autoalimenti, per cui si convolgano anche i commercianti, come dicevo all'inizio, gli altri commercianti in questo percorso qui e soprattutto si misurino i risultati. Questa è l'altra cosa. Noi dobbiamo dimostrare che stando insieme è meglio. Assolutamente. Percorso condivisibile quindi anche da altri, misurandone i risultati. Io parto dal presupposto che nelle leggi regionali ci sono questi 2 articoli. Quindi legge 50 della Regione del Veneto. Sì, programma integrato di distretti del commercio che spero, al di là di chi andrà poi a governare la Regione successivamente l'anno prossimo, siano tenuti presenti perché sono il polmone per centri storici ed imprese all'interno dei centri storici. Questo nello specifico è un'opportunità da cogliere e alla fine tireremo le somme e faremo secondo me un po' di brainstorming. Infatti avremo un momento in cui ci racconterete come è andata, anche conosceremo qualche manager quando saranno nominati, no? A questo punto, per capire come la pensa, come vuole un po' organizzare le cose. Allora io vi ringrazio di essere state qui con noi, di averci aiutato a capire che ci sono degli strumenti che possono attivare delle dinamiche molto importanti, virtuose. Non servono i momenti congiunturali, riprendo sempre questo perché è una cosa sacrosanta, a volte le cose girano perché tutti hanno la medesima ispirazione, la medesima volontà, però è importante anche avere qualcosa su cui partire di concreto e agire sulla fiscalità, che dà un po' di respiro e diventa fondamentale. Grazie a voi di averci seguito, buonanotte a tutti, ci vediamo domani. Grazie.